Quando si parla di montagna in Friuli Venezia Giulia, pensiamo a questo. Ma la nostra terra è ricca di specchi d'acqua di una bellezza unica e oggi vi porteremo lungo un sentiero verde smeraldo. Ma prima di farvi addormentare, iniziamo dal principio. Di sole. Vai a vedere. Io e Cri abbiamo deciso di sostare presso la comoda area picnic Peac, località Tramonti di Sopra. Situata in una rigogliosa e verdeggiante vallata, la struttura si estende lungo il fiume Meduna, dotata di sosta camper, 18 gazebi fissi con punto griglia, parco giochi, campo calcio e chiosco, e sicuramente un punto strategico da dove partire alla scoperta della Val Tramontina. Molti sono i sentieri CAI che vi permetteranno di raggiungere luoghi meravigliosi come il Monte Frascola, il Monte Rest, Casera Chiampis, Canal di Cuna e tanti altri. Ma noi per questo week abbiamo deciso di percorrere il più facile di tutti, quello che ci porterà alle Pozze Smeraldine. Allora, avendo parcheggiato il furgoncino qua, l'inizio del sentiero è a 10 metri dal furgoncino, strepitoso. Cris, sei pronta? Sì. Bene. Ridillo se hai coraggio. Non ve lo dico io, non mi sono truccata né niente e tu mi riprendi così come sono. Ma amore, sei sempre bellissima, sei. Indica il sentiero e via si parte. Di là. Bene. Per raggiungere le pozze ci vogliono circa 50 minuti lungo un sentiero semplice e ben segnalato, passando attraverso la tenuta dell'agriturismo Borgo Titol, dove, ve lo raccontiamo alla fine. Essendo una località facilmente raggiungibile, vi raccomandiamo di non lasciare segni del vostro passaggio, preservare l'ambiente circostante e lasciare il luogo più pulito di come lo avete trovato. I servizi ci sono, quindi niente scuse. Cri, 2 gocce d'acqua. Due gocce d'acqua. Mi danno fastidio. Mamma. La formazione delle pozze è un affascinante processo naturale frutto di secoli di evoluzione. L'erosione del fiume Meduna nel tempo ha creato centinaia di piscine naturali di varie forme e dimensioni e l'eccezionale limpidezza dell'acqua ha contribuito a creare quel magico gioco di colori e sfumature, trasformando questo angolo del Friuli in un'autentica meraviglia della natura. Che pesciolino! Marta, ferma lì. Dopo un piacevole bagno rinfrescante ci siamo premiati coccolandoci presso l'azienda agricola Borgo Titol, dove abbiamo assaggiato ottimi piatti locali accompagnati da un buon calice. La struttura, curata in ogni suo piccolo dettaglio, ha saputo creare un ambiente rurale di grande eleganza sia all'esterno che all'interno e noi ve la consigliamo assolutamente. Grazie per essere arrivati fino qui, niente dati tecnici perché sarebbe inutile. Vi lasciamo però gli indirizzi dell'area picnic e dell'agriturismo. Iscrivetevi al canale perché sicuro prima o poi vi torniamo utili. Un abbraccio a tutti, zaino in spalla e alla prossima!